La mortalità è vero che è bassa, ma c'è e questo virus colpisce tutti. E quando incontra qualcuno di più fragile, non ha pietà. E se voi pensate che, vabbè, poi tanto si finisce in terapia intensiva, sì, loro fanno di tutto per tirarti fuori, ma non sta scritto da nessuna parte che si debba arrivare a questo perché voi vi scocciate a stare a casa. Io vi chiedo, vi supplico, statevene a casa. Infermiera titolare di uno studio di estetica a Mestre, Emanuela ha 42 anni e da 15 giorni il coronavirus sta sconvolgendo la vita della sua famiglia. È appena uscita dalla quarantena preventiva assieme al figlio di 7 anni e alla madre di 76. Suo padre e suo marito di appena 42 anni, invece, sono ancora in terapia intensiva. Ieri papà ha dovuto essere, gli hanno fatto una tracheotomia perché non peggiorava ma non migliorava nemmeno, e quindi diciamo i medici hanno optato per questo step successivo che ad oggi in 24 ore ha dato già dei miglioramenti, quindi insomma ha fatto del bene a papà. Mio marito invece ieri era stato estubato, però purtroppo oggi l'hanno rintubato di nuovo in via preventiva per un'infezione batterica. Per Emanuela non è stato facile uscire allo scoperto e raccontare il suo dramma in un video che ha diffuso su internet con decine di migliaia di visualizzazioni, ma era troppo anche il dolore nel vedere tanta gente che ha la fortuna di stare bene continuare a comportarsi come nulla fosse. Non intasate le terapie intensive per la vostra leggerezza. Il coronavirus colpisce tutti. Non è un gioco, non è uno scherzo. Io vi voglio dire solo una cosa. Non tocca sempre solo gli altri. Io ci sto mettendo la faccia e vi sto raccontando la mia storia, quello che sta facendo alla mia famiglia. Può toccare a chiunque.